Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Non si nasce, si diventa. E questa settimana abbiamo una favolosissima, bravissima professionista, la nostra Paola Lavini. Ciao Paola! Ciao, buongiorno a tutti, che introduzione, grazie. Mi sembra di essere sulle scale del Festival di Sanremo. Aspetta che scendo le scale, aspetta. Perché tu Bra- devi sapere che noi siamo fighe sopra, ma sotto siamo col pigiama. Adesso faccio finta di scendere le scale. Bellissima, bellissima. È in collegamento telefonico la nostra Super Monia. Ciao Monia! Ciao a tutti, ciao Paola. Allora, se tu scendi le scale io te la preparo che te le pulisco, te le lucido tutte, man mano che scendi. Carinissima, già mi piace questa energia che c'è in questa bellissima puntata. Allora, carissima Paola, la prima domanda che io amo fare alle nostre ospiti è: presentatevi al nostro pubblico, premesso che tu sei già un personaggio che tantissime volte abbiamo visto nel cinema e in TV, però raccontaci di te. Parlami di te, bella signora. No, no, peraltro sai anche che canto, quindi mi piace essere giocosa. Allora, il cinema mi ha relegato nella parte del cinema d'autore. Dico relegata perché in realtà sono stata brava e fortunata, diciamo, a interpretare dei ruoli in quello che si chiama il cinema d'autore. Io però, sai, hai visto che ho una verve comica, allora mi piacerebbe che il cinema d'autore importante comunque fosse visto dalle grandi masse. Lanciamo l'hashtag, perché mi dispiace che il cinema d'autore venga fatto vedere solamente in qualche sala, no? E quindi non arrivi. Tra l'altro io sono di origine modenese, praticamente tutto il cinema che ho fatto i miei genitori non se lo sono mai visti, perché a Modena non è arrivato niente. Detto ciò, significa che io ho fatto Corpo Celeste di Alice Rohrwacher, Anime Nere di Francesco Monzi, ora è uscito, cioè sta ancora lì nelle sale, nel senso che è fermo per tornare a uscire, proprio volevo nascondermi, di Giorgio Diritti, che è uscito 4 giorni come anteprima, e poi che sarà, chi lo sa. Però ho lavorato con Pupi Avati, non mi ricordo neanche più, nella serie Miracolo, sempre con Monzi, con Pellegrini, con Nicolò Ammaniti, tante fiction, anche quelle più carabinieri, La Squadra, tutte queste, insomma, te le lancio così, Gente di mare, insomma, tutte queste qua, ma tanto cinema d'autore, diciamo quello che viene definito cinema d'autore. Mi dicono: ma sei una star perché hai lavorato col Gotha del cinema italiano. Vabbè, allora ho lavorato col Gotha del cinema italiano. Ho appena fatto un film, abbiamo fatto in tempo a finire di girarlo, Anima Bella, dai, che è speriamo che sia una bella incipit per il futuro, con la regia di Dario Albertini, che è la sua seconda opera, speriamo bene. Abbiamo finito di girare proprio poco prima di questo benedetto, lo dico così, coronavirus, ecco. Adesso stanno montandolo e non faccio battute sul montaggio. Ecco, esatto. Intanto io ti ringrazio perché tu hai detto una cosa nella quale io credo tantissimo. Da regista, ovviamente, io dico: ma cosa c'è di più bello del cinema d'autore? Perché lì si vede il genio creativo, quindi non la standardizzazione di tutto. Io penso che con il cinema d'autore, anche e soprattutto le attrici, gli attori che poi devono interpretare i vari personaggi abbiano davanti a sé più sfide, anche più stimoli. Mi confermi dal punto di vista tuo, proprio di attrice? Sì, no, lo confermo, anche perché, diciamoci la verità, adesso scendo nella praticità, spesso il cinema d'autore non ha molti soldi, no? E quindi Mi piace. Alla Marchesini l'hai girata quel no, eh? per sorridere, per cui aguzzi l'ingegno, ma sia noi attori, ma tanto anche le sceneggiature, ovviamente, anche tutto quello che è il reparto costumi, piuttosto che il modo di girare, perché si deve girare in meno tempo e con delle sceneggiature comunque della stessa portata di film che hanno un budget molto più grosso, e quindi sicuramente secondo me vengono fuori delle idee anche più nuove, più innovative, perché come in questo periodo ci stiamo reinventando un modo di lavorare nella difficoltà, anche nel cinema d'autore in generale, io dico sempre in generale, e poi
si va da autori che hanno più budget a autori che hanno meno budget. Comunque in generale sicuramente il budget è sempre un low budget, per non dire un love budget qualche volta. Questo mi piace tanto, il love budget è bellissimo, eh? No, perché anni fa ricordo che una produzione, ma te la racconto, ma non tanti anni fa, mi disse: Paola, guarda, c'è un budget ridotto, insomma, mo è tutto un love budget. Però detto questo, facciamoci una bella battuta, no? Nel senso che poi però a me piace aderire, lo sai tu, anche a progetti importanti, quindi al di là del fatto che ci dobbiamo anche mantenere assolutamente, ma è bello essere in progetti belli, lo dico sinceramente, quindi progetti che siano anche meno commerciali, ma che siano fatti con il sudore, con una voglia, con la passione, e spesso in questo tipo di prodotto c'è tutto quello che io cerco. Io voglio dire anche una cosa, secondo me è un po' questa la mia speranza, no? E che anche questo periodo del coronavirus, che ci ha visto ovviamente in difficoltà un po' tutte le professioni, figuriamoci il cinema che ha avuto ovviamente uno stop, il cinema, la cultura, il teatro, tutto quello che ruota attorno allo spettacolo dal vivo, comunque al set, che implica il contatto ravvicinato con tantissime maestranze. Allora io penso però, nonostante tutto, che questo periodo abbia suscitato in noi delle riflessioni e dei cambiamenti. Io voglio dire, poi arriviamo anche ad un argomento a me caro che mi hai anticipato per telefono e del quale poi parliamo perché è fighissimo, e quindi poi ti faccio una domanda specifica anche per tenere un po' sulle spine il nostro pubblico. Però a proposito dell'autorialità, io personalmente ho sempre pensato questo. E l'autorialità l'hanno voluta relegare ad un discorso di low budget, nel senso che difficilmente trovi la produzione che investe sostanze economiche sul film d'autore. Un vero peccato, perché l'aver allineato così come una linea piatta, appiattito tutto quello che è diciamo così, questa forma di comunicazione incredibile, dove il cinema è meraviglioso, il cinema è sogno, il cinema è fantasia, ma è anche un rapportarsi ad una visione del passato, presente e perché no anche del futuro, perché il cinema molto spesso anticipa quelli che sono i tempi che poi avvengono. Tipo, faccio un esempio, il discorso coronavirus era stato raccontato da Contagion, che è un film diciamo di qualche anno fa, che se vai a vederlo ti vengono i brividi sulla schiena perché dici: com'è possibile? Sono dei medium? No, il cinema ha questo potere. Voi che fate, che siete attrici, che siete attori, quindi interpretate i personaggi, date quel valore aggiunto. Ecco, io spero caldamente che questo periodo di coronavirus come dire, solletichi di più, stimoli di più anche le produzioni per come dire, interessarsi di più a tutto ciò che è differente, perché questo periodo di fatto lo chiede. È anche per te la stessa percezione? Sì, ho una percezione, devo essere sincera con te perché ci siamo trovate già quando mi hai chiamato. Siamo in pochi a portare avanti questa battaglia, lo dico sinceramente, perché secondo me ancora io speravo che questo coronavirus rendesse tutti uomini e donne migliori, ma non sarà così. Però noi, io, te, Monia che so che è al telefono, no, c'è ancora. Sì, perché adesso tocca a lei fra un po' farti la domanda, prego. No, possiamo farcela, nel senso che non aspettare sempre che ci sia tutto il mega sistema che ci appoggi, perché sicuramente c'è un settore che è inutile negarlo, che punta a volte su quello che chiamiamolo commerciale, che non sempre è brutto, anzi devo dirti la verità, io ho fatto quest'anno un film, vabbè anche qui concetto qualunque mente, no? Cetto c'è, insomma, cetto quello là, che do da, lo dico perché faccio la calabrese pure da. Bellissimo. E Antonio Albanese è un mito, per cui io non ho, per me l'attore deve, l'attrice fare tutto, se lo sa fare, con molto afflato, con molta voglia, quindi io sono quella proprio che dice non voglio fare distinzioni. Sicuramente i soggetti di quello che sono il cinema d'autore, i soggetti del cinema d'autore sono un po' più difficili anche solo da leggere, quindi tu mi insegni, in questo periodo c'è più tempo per leggere, quantomeno quello,
perché a volte proprio non si leggono le sceneggiature e questo è Brava. è un problema proprio a monte. Se Ed non era si lì che leggono- volevo arrivare, era proprio qui che volevo arrivare, brava, e hai azzeccato la questione, come si può produrre qualcosa di diverso se non ci si apre al diverso. Quindi mi auspico che questo periodo possa servire da stimolo anche alle nuove produzioni, alle produzioni che normalmente producono tanti film, perché hanno più tempo per poter leggere, visionare, ascoltare, perché no, dare spazio anche alla voce delle donne. Allora, Monia, tocca a te adesso fare una di quelle domande che mi lascerai stupefatta, stupefatta, vai. No, veramente io andavo avanti col vostro ragionamento del cinema d'autore. Io però voglio lanciare una frase a favore di questo periodo, non so che cacchio devo lanciare, comunque, in questo periodo tutti, tanto io condivido vari gruppi, no? Non solo amanti del cinema, del teatro, quant'altro, di vario genere, tutti si stanno avvicinando al cinema o comunque a delle interpretazioni teatrali su vari canali televisivi, eccetera, più intelligenti, chiamiamoli d'autore o comunque con un po' di contenuto, magari andando indietro in film più vecchi, tra virgolette, o quelli che si vedono meno, però c'è un po' di rinascita propositiva. Secondo me dopo questo corona qualcosa di buono ce lo lascia. Ecco, quindi vedi, abbiamo già una visione, te già stai notando dei cambiamenti, io li auspico ancora in maniera più corposa, ma a questo punto Paola, io ho detto, e anche Monia, ho detto questa cosa che reputo sia importante, il cinema delle donne, e qua si apre veramente un portone, ok? Paola, tu sei una professionista che abbiamo detto ha lavorato tantissimo, stai continuando a lavorare tantissimo nel cinema. Io ho diciamo un paio di curiosità. Uno, come hai iniziato questa bellissima professione? Eri fin da bambina che volevi fare l'attrice oppure è una cosa che tu hai scoperto camminando avanti nella tua vita e nelle tue esperienze? Rispondo? Sì. Ok. Quanti secondi ho? Aspetta, perché è tanto lunga questa risposta. Beh, non farla chilometrica perché il programma dura in tutto 30 minuti, quindi come dire... Ok. No, allora vorrei dirti che io non lo sapevo, però guarda, mia zia quando mi ha visto nei camerini da grande ha detto ma è quello che hai sempre fatto da piccola, cioè io da piccola veramente quelle classiche cose, 5-6 anni chiusa in camera davanti agli specchi a colorarmi, a mettere le scarpe di mamma, i vestiti di zia, insomma tutte queste belle cose. Poi fin da piccola diciamo che mi piaceva creare ecco, eravamo una famiglia abbastanza, come dire, con non troppe finanze e anche lì creavo, perché non avevamo tanti, adesso sembra un po' l'albero degli zoccoli, cioè, più o meno era quella la situazione, però appunto dalla niente si creava moltissimo, quindi creazione, disegnavo fin da piccola molto bene e poi ho cominciato a fare quello che è sempre stata una mia parte che ho prima detto, forse non mi ricordo, ma hai già sentito la voce, cantavo in parrocchia e diciamo come le grandi star di Whitney Houston, insomma, che ha cominciato vorrei dire anche come Laura Pausini, ecco, quindi per cui all'interno della parrocchia, perché io veramente vengo da Maranello ed è una parrocchia molto rock, era una parrocchia molto rock, molto alternativa, quindi in realtà facevamo concerti e anche recite un po' diverse da quelle che erano la solita tematica, così che puoi ben immaginare. Quindi ho cominciato a fare delle band anche metallare, cose, addirittura una band femminile metallara, tutte donne. Avantissimo, avantissimo! Cioè il prete cosa faceva? Si strappava i capelli? No, vabbè, sai, borchie, capello lungo, cioè tutto così, no? Io ne ho sempre avuti tanti e quindi mi veniva comodo, abbastanza normale. Io ho una forte cervicale e non posso imitare lo stesso movimento. Vabbè, ma ti parlo di 20 anni fa, vabbè, ce l'ho ancora, hai ragione. Raffaella Carrà ti fa un baffo, voglio dire. Guarda, stavo dicendo, qua la Carrà al contrario, no? Tanti auguri. Avete capito che però io avrei voluto fare la soubrette, Mina e appunto Carrà, però poi da grande
cantando e mi sono resa conto che non c'era più questa figura. È vero. quindi ho detto, no, che faccio? Adesso la racconto un po' comicamente. In realtà a un certo punto, cantando, ho detto, perché non fare una scuola di musical? Quindi io, allora aspetta, prima parrocchia, tappe, recite, cantare, lezioni di canto, tanto teatro di ricerca, perché nel Modenese c'erano tutti, Pippo del Bono, teatro di Pontedera, Sant'Arcangelo, insomma tutto lì vicino era, per cui tanta sperimentazione per poi approdare a un'accademia d'arte drammatica della Calabria, che non ti dico per chi sono andata là, ma non lo so, non lo so per chi, però mi presero. No, era un'accademia importante con Giorgio Albertazzi alla direzione artistica, ma pensa un po' tu, alla fine del saggio di questa scuola fu l'opera da 3 soldi, non le troiane, tutte queste tragedie greche come tutti gli anni. L'unico anno di una sorta di musical fu il mio, e quindi da lì praticamente ho fatto quella di musical, quella di Bologna che tu conosci bene, vero? La BSMT, che è una scuola di musica americana, ma che ha basi a Bologna da più di 20 anni, quindi tanto, insomma, la prima scuola di musical importante. Parlo più velocemente, se no sto qua tutta la giornata. E ho unito le cose, recitazione, canto e danza, peraltro parlando anche in inglese, perché erano tutti insegnanti o di Broadway, insomma di americani, inglesi, eccetera. Dopodiché da Bologna, perché da Modena passai a Bologna per poi andarmene di nuovo, dico, che faccio? Milano, Roma, e scelsi Roma per cominciare veramente la carriera. Però mentre ero già a Bologna, che io amo molto come città, ho cominciato a fare operetta, prosa, insomma un po' tutto quello che si poteva fare in quel periodo. La cantante, avevo un fidanzato pianista, quindi facevamo serate. Ti devo raccontare anche i gossip? No. Magari dopo. Mi incuriosisce quando sei arrivata a Roma cosa è successo. A Roma, no, adesso a Roma praticamente ho fatto comunque tanto musical, perché davvero ho lavorato con compagnie importanti, che sono la compagnia dell'Arancia e quella di Massimo Pipero, che sono, diciamo, le compagnie un po' più importanti in Italia, per cui per un bel po' ho fatto quello, al Sistina e Brancaccio, insomma tanti teatri importanti legati alla commedia musicale. E poi a un certo punto, ti dico la verità, non ero giovanissimissima, giovane, un amico mi disse, ma tu sei perfetta per fare cinema, prova con la mia agenzia così. E devo dire che io mi buttai su una casting, Monia so che ci sta ascoltando, dico vabbè va, se va bene comincio a fare anche cinema. Ti dico che feci un provino impanicata, lei mi diede udienza perché avevo la faccia della calabrese, ma lei ancora non sapevo fare il suo dialetto, però fu il provino per una fiction che era Gente di mare, e mi disse tu sei perfetta, fermati la casting, ma davvero ero impanicata, andò bene, per cui fece il mio primo ruolo, diciamo, importante in una fiction calabrese che poi scoprì negli anni di saper fare il calabrese, cioè nel senso che poi l'ho studiato e poi è rimasto come una lingua. Da lì ho cominciato a immergermi nel mondo della fiction cinema, che io non voglio distinguere, insomma, è tutto lavoro cinematografico, insomma, con la MDP, la macchina da presa, MDP. Monia, dai, allora... È un mito, perché allora tu in questo momento non puoi vedere la sua faccia, ma ha una simpatia assoluta, io mi sto divertendo tantissimo. Paola, sei veramente, guarda, è incredibile, è l'incarnazione, no? Tu abituata a vederti sugli schermi, vederti qui su Skype, lo dico ai miei spettatori, è incredibile, anche perché veramente tu sei genuina al 100%, tra le altre cose fai spaccare da ridere quando parli questi dialetti. Monia, io adesso farei una sfida adesso, perché mi incuriosisce Paola con questa sua abilità di fare i dialetti. Adesso Monia, tu mi senti parlare, giusto? Che mi sgridi sempre perché non sono abbastanza addizionata, ma io non sono un'attrice e quindi, tra virgolette, me lo posso permettere di continuare ad avere il mio accento sardo. Però, voglio fare come si dice, una sfida con Paola. Ok? Monia, sfidala a te, scegli un dialetto che lei deve interpretare e poi ovviamente con me farai la sarda, perché come deve fare la sarda? Così è. È ovvio. Paola, te ti piacciono le orecchiette con cimde e rapa? Ma poi mi prendi proprio a no, te l'ho appena mangiato, te l'ho appena fatte, le orecchiette sono la mia specialità, per cui le faccio con le mie belle manine, perché stiamo a posto, a Bari. Me l'hanno già imparato, ho avuto pure un fidanzato
fidanzata a bar, per cui non c'è problema. Te la faccio subito. Mi pare di No, ma capire che mi che senti c'è anche due olivine, due pelle di cerignola che ci stanno sempre molto bene. cioè straordinario. Adesso vai con la Sardegna, qua io sono pignola, attenzione. La Sarda, direttamente mi sono ispirata a Geppi Cucciari, ma d'ora in poi mi ispiro a te, PJ, mi ispiro direttamente a te, che sei il modello della Sarda. In realtà fisicamente sei una grande gnocca, per cui bionda con gli occhi azzurri, e nessuno direbbe che sei sarda. Però mi ispiro a te, quando voglio impararmelo bene, ti ascolto. E poi d'ora in poi chiamo Monia. Dimmi, Va bene, amica Monia. mia, guarda, non te lo dico quando andiamo in Sardegna con quella PJ. Già PJ ci mettono 3P solo per dire PJ in Sardegna, lo sai com'è. Voi due siete due cattivelle però, siete due cattivelle. Ma scusate, allora io sto cercando anche di apprendere l'arte romagnola dove noi le vocali le chiudiamo tutte, voi le spalancate. Voi proprio lo spalancamento. Grazie. In Romagna siamo aperte, insomma, Zoscori in romagnolo se o no? Insomma, bisogna che tanta che una mossa. Io ho imparato a capire però che cosa dite, nel vostro strano dialetto. No, dico, questo qui è il dialetto di Sant'Arcangelo, vero? Sì, veramente più riminese quello che ho fatto, perché Sant'Arcangiolese è un pochettino più chiuso. Tipo dove che avendano noi, ecco, è un po' diverso. Ah, diaccio, questo l'ho imparato pure io, No, perché ti devo dire la verità, Monia, tutta la mia infanzia l'ho fatta a Viserbella in provincia di Rimini, per cui ho tutta la mia adolescenza, tutti i miei primi amorini a Viserbella, guarda, Paola, il mio amore. ecco Paola, io spero che allora hai visitato anche il mare di Sardegna, visto come parli bene il nostro slang, Certo che lo sono stata in tournée, devo dirti la verità, io ti prendo in giro, ma per me l'accento più bello, l'ho fatto pure in un film, tu lo sai, forse non lo sai, ma l'ho fatto con l'opera prima di Maurizio Casagrande, per cui ho fatto un dialetto di Alghero, ma ti dico la verità, mi sono divertita a parlare in questo modo quando stavo là, e tutti gli sardi mi credevano che fossi una di loro, con questo aspetto, e parlando così, me l'ho preso con loro, eravamo praticamente... Dimmi. No, sta ridendo, non ti preoccupare. C'è Monia che ride, capito? Siamo arrivati a Olbia addirittura c'era un set di George Clooney e questi sardi mi ci hanno portato dicendo ma tu sei una di noi, ci devi andare, c'è George Clooney qua. Va bene, andiamo per cui mi hanno preso, te lo giuro, no, non perché sei tu, io amo questo accento, proprio non lo perdere mai perché la tua caratteristica Ma sai, rimarrà impressa. allora, io devo dire la verità, Paola, non ho mai avuto il complesso dell'accento, come invece altre persone che io conosco hanno avuto il complesso dell'accento perché dice brutto, perché ti riconoscono. Per me ogni posto è paese, ognuno ha i suoi punti di forza, poi ripeto, c'è professione e professione. Certo è che se fossi stata un'attrice avrei fatto sicuramente un corso di dizione per migliorare, però vedi che poi torna utile il saper avere la capacità di portare in scena delle cadenze. Per te evidentemente è una cosa che hai nella tua indole, che quindi riesci a anche come dire, modificare non solo il personaggio estetico, l'andamento, l'espressività, ma giustamente anche la lingua, perché devo dire che ci sono stati dei film in Sardegna dove dovevano interpretare dei personaggi sardi e magari avevano l'accento romano e noi per primi non potevamo crederci. Quello è un errore. Roma è un po' pigra, devo essere sincera, romano lo sono, qui lancio purtroppo però un po' perché c'è molto cinema romano, no? E quindi a volte si è un po' pigri. Poi diciamoci la verità adesso, a parte gli scherzi, non è che tutti possono fare i dialetti come li faccio io. Sono attitudini anche queste, Paola, fai bene, promuoviamoci, è così che si fa. Mi sono presa un po' prima, ho detto che non tutti fanno i dialetti come me. Ma pensate un fidanzato che ha 300.000 donne contemporaneamente come me, ogni giorno un dialetto, ogni giorno una faccia. Io penso che non abbia bisogno di amanti, sono una garanzia, no? È perfetto, secondo me si divertirà un sacco con te, perché poi la risata all'interno della coppia fa bene, fa bene. Carissima Paola,
Adesso io invece vorrei parlare di una cosa che tu mi hai accennato per telefono, che a me è piaciuta tantissimo perché trovo che sia un'idea geniale. In riferimento al tuo lavoro, in riferimento anche al mio lavoro e al fatto che noi siamo ovviamente stay home, chiusi in casa, però tu in realtà stai girando un film. Sì. Ci vuoi Non da raccontare di sola. questa cosa? Chiaro, ci vuoi raccontare di questa cosa meravigliosa che state facendo? Allora, si chiama tra l'altro Il cinema non si ferma, quindi diciamo come progetto. Poi è un progetto a episodi, è fatto, lo diciamo tutti, innanzitutto per la protezione civile, per cui nessuno ha un guadagno, né i produttori né gli attori, perché c'è tutta una macchina cinematografica, cioè l'idea geniale è stata quella di un produttore che tra l'altro vive in Germania ma è italiano, di attivare una macchina cinematografica, che significa non fare tanti video in casa e poi mandarli e fare un collage. Comunque è un nobilissimo modo in questo momento di fare arte, però quello proprio di fare una regia da remoto, che significa che loro hanno messo in piedi regista, direttore della fotografia, costumista, assistente alla regia, insomma tutte le figure che ci servono al cinema. Gli attori, che siamo noi da casa, si sono assicurati che io avessi qualcuno a casa che mi potesse riprendere, quindi il mio compagno ha fatto proprio da regista con il mio smartphone, perché è un'operazione con smartphone, quindi smart film. Tutti noi attori abbiamo, che ne so, i figli, la nonna, le zie in casa che ci aiutano a riprenderci, perché c'è però una direzione, una regia di Marco Serafini, ci tengo a dirla perché è un signor regista, da remoto, che significa che il regista e il direttore della fotografia, quello che noi nel gergo chiamiamo DOP, stanno sempre con noi, cioè nel senso che tramite come stiamo facendo noi Skype ci seguono mentre noi facciamo le riprese, quindi praticamente è una macchina ovviamente cinematografica, ovviamente adattata alle case di ciascuno, perché tutti noi ovviamente abbiamo dovuto dire che tipo di casa avessimo, addirittura mi hanno chiesto foto della mia casa per poter scrivere una sceneggiatura sulla mia casa, su di me. Non interpreto Paola, nel senso che sono tutte delle gag, perché diciamolo anche questo, sono episodi, assolutamente cerchiamo di ridere di tutto quello che questo periodo sta comportando, cioè le frustrazioni, le chiusure, i limiti, e quindi diamo una chiave comica come diresti tu, delle situazioni che ci troviamo tutti a vivere. È un film quindi dichiaratamente girato con il telefonino, cioè anche avessimo credo avuto una macchina da presa a casa non ce l'avrebbero fatta usare, tutto su questo periodo storico. Infatti il film uscirà a breve, si dice lo chiamo film, ma uscirà sulla piattaforma sempre di internet, perché comunque le sale come sappiamo non si sa quando apriranno, e quindi è dichiaratamente un film smart working, quindi smart shooting. Questo ed è anche socialmente utile, perché secondo me ridere come stiamo facendo con te, permettimi di dirlo, sulle nostre differenze, ridere, prenderci un po' non troppo sul serio, è una bella strategia di vita, diciamo. Allora Paola, adesso mi rivolgo agli spettatori, allora quando io ho sentito per la prima volta Paola per telefono e mi ha raccontato questa cosa, ho detto è il genio perché? Ed è questo il bello, che ritorniamo un po' al discorso iniziale dell'autorialità. Se non ci fosse stato questa ristrettezza, questa idea che è geniale, perché non ha nulla a che vedere con la deprofessionalizzazione, ecco, l'ho detta giusta, cioè Paola recitava, quindi recita in questo film, quindi mette in campo la sua professionalità. Il regista fa il regista, il producer fa il produttore, il direttore della fotografia. Chiaro, il camera operator in questo caso si è prestato il fidanzato di Paola, in alcuni casi si sono prestate le altre persone che vivono accanto alle attrici e agli attori che partecipano a questo film. Ci sono gli sceneggiatori che scrivono il film, le gag, e vengono automaticamente recitate. Io dico questa cosa perché ha di geniale, è un nuovo modo per fare, anche per dire che la macchina del cinema non si ferma, che ci siamo con le nostre creatività e che è tanto bello anche regalare un sorriso, perché
ti fa bene al cuore, rafforza anche il sistema immunitario secondo me, Paola. Dimmelo alla sarda questo. Rafforza il sistema immunitario, va bene, l'ho detto così, rafforza. Però devo dire che sia il sorriso ti sta facendo ridere, per fortuna vi do... Ragazzi, poi mi pagate perché oggi ho fatto il vostro medico, vi ho fatto sorridere. Dai, pubblicizziamo l'Iban. Monia, guarda. Il trattamento lo si può fare presso l'Iban IT 54Y. No, guarda, io sono felicissima. Purtroppo abbiamo già sforato di brutto i nostri 30 minuti. Mannaggia, dobbiamo arrivare ai saluti. Monia, dobbiamo fare in fretta per chiudere. Vai, saluta. Poi che saluto io, poi ci saluta Paola. Sì, accidenti, sempre troppo di corsa e troppo breve. Va bene, insomma, come si fa a trovare un'altra ospite come Paola? Impossibile, però noi continuiamo la ricerca perché ognuna ci regala veramente aneddoti, storie. È bellissimo entrare dentro, in questo caso in tutte le case di vari artisti. Quindi chi si vuole candidare come prossima ospite basta inviare una mail all'indirizzo mocacasting@gmail.com. Benissimo, la mia call to action oramai sarà ripetitiva, ma è sempre la stessa, è necessaria. Iscrivetevi al canale YouTube di Janas TV. Con un semplice clic avrete una piccola mail che vi arriva ogni volta che carichiamo un nostro fantastico video. Paola, che dire? Grazie, mi hai fatto morire da ridere. Come? Ho un'idea geniale, ragazze. Monia fa il casting, io sono la protagonista ovviamente, poi cerca tutte le comparse intorno a me, no scherzo, tutte le mie. Facciamo un film al femminile perché abbiamo detto, no, tra le nostre chiacchierate di quanto mancano ancora le donne, e qui dico una cosa seria, nel cinema, insomma, le maestranze e i ruoli per le attrici. Quindi tu farai la regia, PJ. Sono d'accordo, mi piace. Proviamo a lanciare una soluzione, no? A qualcuno ci mandi una sceneggiatura e noi la mettiamo in piedi. Ci piace, ci Io piace. sono reperibile su Facebook, reperibile. Monia, poi io e te ci sentiremo, ma insomma su Facebook, su Instagram, sempre con il mio nome che è Paola Lavini o Paola Lavini Official, o le pagine VIP, non VIP, super VIP, insomma questo è. Poi chiedete a PJ, vi darà le mie misure, non i miei numeri, le mie misure. Grazie mille. Allora, carissima, io ti abbraccio e ti saluto. Monia, qual è la nostra parola d'ordine? Sì, perché Paola lo sa già che non si nasce, Ma si diventa. Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao. ciao.